Se n'è andata così, all'improvviso, senza far rumore, scatenando una tempesta di dolore. Beatrice non c'è più, la nostra guerriera, la nostra leonessa, come la chiamavamo noi, se n'è andata. La notizia ci è piombata addosso come un macigno. Lei, che con enorme coraggio, con i suoi meravigliosi 14 anni, aveva combattuto tante battaglie per rendere la sua città una città a misura di tutte e tutti, è stata portata via da una crisi respiratoria in piena notte. L'avevamo incontrata la prima volta, che era ancora alla scuola elementare. Con la sua grinta aveva fatto sì che il comune di Bassano installasse le giostrine inclusive nei parchi gioco pubblici, tanto che era stata di esempio anche per altre amministrazioni comunali come Rossano Veneto, Rosà, Cittadella. Mamma Valentina sempre al suo fianco. Bambina prima, ragazza poi, schietta, diretta, innamorata della vita, dell'amicizia, della verità. Un caratterino forgiato negli anni trascorsi su una sedia a rotelle che le ha permesso di non tirarsi mai indietro di fronte al nulla, di non avere mai paura di nulla perché ogni lasciata è persa, come quando ha discusso con l'allora ministro alla disabilità Lorenzo Fontana, incontrato proprio nei nostri studi per chiedere una migliore pianificazione della cosa pubblica nella lotta all'abbattimento delle barriere architettoniche. Era riuscita a strappare all'ex ministro la promessa di un impegno concreto in questo senso. Rete Veneta l'aveva sempre supportata e affiancata nelle sue lotte, era diventata la nostra paladina. Queste sono le ultime immagini girate a Beatrice all'uscita dall'esame di terza media dopo la discussione della tesina che aveva incentrato proprio sulla sua patologia e le era valso un bel 9. Era la nostra Beatrice dal cuore grande, talmente grande che i suoi occhi permetteranno a un'altra persona di vedere, grazie alla volontà della mamma di donarli. Il dolore della tua perdita è enorme, è difficile spiegarlo a parole perché non si riesce a farsi una ragione. Adesso che sei lassù, cara Beatrice, corri più che puoi, leggera, libera, spensierata, semplicemente felice. Vogliamo pensarti così. Ciao, Leonessa.